Ogni giorno gli enti UNEBA Veneto si dedicano ad anziani, persone con disabilità, minori in difficoltà, sofferenti psichici e altri bisognosi. Lo fanno in nome dei valori dello Statuto di UNEBA, della loro scelta non profit, delle loro radici cristiane. Ecco la testimonianza di Gianfranco Fiorin, presidente di Opera Santa Maria della Carità. La carità significa donarsi totalmente all'altro. Quindi questo significa che Opera, che è una fondazione di religione, è attenta alle persone, è attenta ai cambiamenti, è attenta a quello che succede nel tempo. Quindi Opera non si è fermata, secondo l'origine, con i minori, ma si è dedicata ai bisogni, quelle che oggi il Papa Francesco chiama le periferie esistenziali. Per cui dai minori da dargli da mangiare e fargli passare una giornata sana, l'ospedale diventa casa per anziani. Ma nel 91 il patriarca Marco Cè accoglie l'invito della Santa Sede ad aiutare gli affetti di AIDS. E quindi la prima comunità di AIDS nasce per il bisogno che c'era in quel momento, ma non solo, man mano Opera si accorge del problema dei disabili fisici, si accorge del problema dei disabili mentali, quindi sviluppa ancora i minori, e sono minori non più raccolti per le strade o aiutati caritatevolmente, ma scientificamente, con assegnazione da parte dei tribunali, del tribunale, e quindi con tutta un'equipe specializzata nel settore. Qua nasce questo centro Nazareth, e dove viene ospitato anche un reparto di hospice, che è un'altra novità che sta a cuore e che emerge. Per cui io vedo nel seguirsi degli anni una continua attenzione di Opera ai bisogni che man mano si verificano nella società. Un altro progetto che stiamo vedendo e che potrebbe andare in porto è quello dell'assistenza domiciliare, perché sempre più la popolazione anziana ha bisogno di un'assistenza domiciliare che è altro rispetto al ricovero, rispetto al pronto soccorso, rispetto a un ospedale. Quindi, riassumendo, nel percorso dal 1955 ad oggi vedo sempre più come l'opera della carità, che significa amore e donazione all'altro, sempre più è attenta ai bisogni emergenti, con grandissime difficoltà che derivano dal tenere a bada la carità, che è un dono di Dio, e il conto economico, che è un dono degli uomini, senza far perdere nulla all'assistenza, conciliare le due cose, una empatia, un sorriso, una gentilezza, una carezza, vale più di 1000 rette. Perché Opera sceglie di impegnarsi in UNEBA Veneto? UNEBA l'ho trovata, l'avrei fatto questa scelta se non ci fosse stata probabilmente, quindi è necessario la partecipazione, come è necessaria l'iscrizione, come è necessario che ci siano tanti aderenti, perché, ma questo l'abbiamo sperimentato in tutti i campi, la solitudine è deleteria, cioè non mi porta da nessuna parte. Il gruppo insieme manifesta gli stessi problemi, perché dopo alla fine qualsiasi casa di riposo ha i problemi miei, il problema dei minori, cioè tutto quello che è un problema generale. Però se non lo confronto con altri, se non ho un aiuto da parte degli altri, quindi una possibilità di manifestare a livello regionale, a livello comunale, a livello nazionale le esigenze, rimangono lettera morta e arrangiati, perché tanto non so neanche che esisti.